27 giugno 2007, era Este, era stata fatta il terzo convegno sul territorio per i CST e quindi ci stiamo rivedendo più o meno dopo poco più di un anno. A meno di ricordo di un convegno a fine gennaio organizzato a provincia di Vicenza. È più di un anno che non ci vediamo. Tempo fa ho incrociato un amico, che è qui tra l'altro, che è Raffaele Savino, il DG della provincia di Rovigo, e costui mi ha chiesto ma il CRC dove è finito? Bene, il CRC è qui oggi, ha organizzato assieme alla Regione Veneto, e ringrazio tutte le persone che ci hanno dato modo di realizzare questo evento, ma è importante soprattutto perché questo evento parlerà appunto di quello che è successo da qui a un anno, e sono successe tante cose importanti, sono successe le linee guida, è successo che si è lavorato molto sul discorso della banda larga con dei risultati che andremo a vedere, è successo che nell'ambito dell'amministrazione regionale, o meglio il Consiglio regionale, si è iniziato a discutere, è stata pian piano definita, direi anche con una grande opera di concertazione, una legge regionale per la società di informazione. È successo che anche abbiamo cambiato nel frattempo, viste le vicende elettorali, è arrivato a luglio anche il nuovo assessore. Ed è successo che in questi ultimi 2 mesi sono state rimesse a punto quelle che sono le attività, i progetti che l'amministrazione regionale assieme al territorio e confrontandosi con il territorio intende portare avanti di qui a breve, nei prossimi 2 anni, breve e medio termine. Tutte cose che oggi verranno presentate. In tutto questo il CRC ha dato la sua mano e io passerei subito la parola all'assessore alla mobilità e trasporti e dell'informatica da luglio, dell'informatica, l'assessore Renato Chisso, chiedendogli di introdurre la giornata e con l'intervento riguardante appunto le prospettive e le attività a breve e medio termine che questa amministrazione intende portare avanti sul tema dell'e-government e lo sviluppo della società di informazione. Grazie.